La Sega Vecchia Cotignola, organizzata dalla Proloco di Cotignola, provincia di Ravenna, dal 23 al 26 marzo. Tutti gli spettacoli e la sfilata di ingresso gratuito. Giovedì 23 ore 20:30 sfilata storica e giochi in piazza dei Rioni. Venerdì 24 nell'arena spettacoli riscaldata dalle ore 21 Cadillac Dream Band, rock and roll anni 50-60. Sabato 25 area spettacoli riscaldata dalle ore 21, spettacolo con le brasiliane dell'Ipanema Show do Brasil. Domenica 26 dalle 15 corso mascherato della Vecchia con gruppi a piedi e carri in prima visione. Banda musicale Città di Sarsina e dalle ore 17 Rogo della Vecchia. Ore 20:30 arena spettacoli riscaldata piano bar con Renato Ricci. Tutte le sere baracchina e nell'area spettacolo DJ set, cocktail e aperitivi. In caso di maltempo la sfilata di domenica 26 marzo sarà rinviata alla domenica successiva. Zen gastronomico tutte le sere dalle ore 18:30 e domenica 26. Vi aspettiamo anche a pranzo. In collaborazione televisiva con Comacar, Borgo Buono, Natura Nuova a Bagnacavallo, Randi Piadina Russi, Gruppo Consar Ravenna, nuova sede a Faenza e a Forlì, Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione, Conad, Gruppo Cevico, Fruttagel, Scelta Naturale, Alfonsine, Deco Industrie, Scala, Progetto per il Pulito, Brico Ok, Forlì, Sebastiani Claudio, antennista autorizzato, New Time, produzioni audio-video. Consar, una storica azienda della Romagna ma che opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla consegna a domicilio, offrendo anche innumerevoli servizi professionali rivolti all'industria, all'attività sul territorio, alla città ed al porto di Ravenna. Consar è sinonimo di una solida realtà che cresce e si evolve nel tempo sul territorio. Consar, la garanzia di un grande gruppo. Il gruppo Consar Ravenna è presente anche a Faenza, via Pano 84, ed a Forlì, via Antico Acquedotto 27. Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook Fruttagel, scelta naturale. Sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Cosa? Sì, dall'esperienza delle pasticcerie del dolce salato di Cesenatico ed ispirati al genio di Leonardo e dal progetto vinciano del Portocanale di Cesenatico nasce una nuova linea di prodotti da forno con ingredienti genuini e da agricoltura biologica, sapori tradizionali e moderni allo stesso tempo, gusto e benessere con linee natura, bio e bio-vegana rivolti a coloro che apprezzano la qualità in famiglia in ogni momento. Leonardo da Cesenatico, prodotti da forno di alta qualità con ricette originali contraddistinte dal rigoroso utilizzo di ingredienti e prodotti made in Italy. Biscotti nelle linee classici, ricetta tradizionale, solo natura, bio, vegana, bio-vegana e benessere integrali senza zucchero, plum cake classico e bio, wafer, torte. Leonardo da Cesenatico, ispirati all'accoglienza e alla tradizione gastronomica romagnola, sta per arrivare sulle vostre tavole. Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del Gigante, in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita, a Bologna e a Piacenza. Randi Piadina, sinonimo di piadina romagnola tradizionale e di piadina artigianale del chiosco, prodotti di qualità che rappresentano la tradizione più genuina del territorio romagnolo. I rivenditori sono presenti non solo nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena, ma anche Bologna e Ferrara. Prodotti commercializzati vanno dalla piadina romagnola tradizionale alla piadina tigella, al crescione romagnolo, fino alla piadina all'olio con i marchi dell'azienda Randi, ma anche per la linea
M&P, sempre freschi, piadina sciarpa, la gustosa a Rotobello e di nuovissimi scrocchiarelli. Ci trovi in via Faentina Nord 125/2 a Russi, telefono 0544 58 22 79 per i tuoi ordini, info@piadinarandi.com e siamo anche su Facebook. Brico K, il fai da te a Forlì, vi aspetta con la primavera degli sconti. Tosa erba elettrico 49,95 €, casetta medium store 159 €, degespugliatore a scoppio 2 tempi 149 €, rasa erba Bosch 99,90 €, taglia siepi 99 €, idropulitrice Fury 69,90 € e poi tante altre macchine da giardino, utensili manuali, florovivaismo, concimi e sementi, arredo giardino, irrigazione, accessori giardino, pittura e tutto ciò che serve per il tuo fai da te e la tua casa. Vi aspettiamo da Brico K a Forlì. Sebastiani Claudio, antennista TV, SAT, impianti elettrici, automazione cancelli, antifurto, videosorveglianza, climatizzazione. Non vedete di TV? Chiamateci con fiducia, vi aiuteremo a cercare ed a risolvere il problema. Siamo in via 12 aprile a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, telefono 0545 77 521, Claudio 348 38 84 102. Sebastiani Claudio, l'antennista di fiducia di DTV e delle emittenti che collaborano con New Time SRL di Forlì, produzioni audio-video. You tasted the pain of losing someone who could see. Don't even look back at this wasted moment's time. Quest'anno purtroppo abbiamo smesso di farla competitiva perché le forze sono venute un po' a mancare in generale e continuiamo così facendo non più la maratonina ma i 10 km non competitivi qui intorno nella pianura. Non si fanno più i sabbioni, il bel giro dei 21, però pazienza, quello lo andremo a fare come camminate, come passeggiate, sempre le solite 4 frazioni, la Cava, Selbagnone, Villa Grappa e la Pescaccia. Sì. Bruno, ringraziamenti da fare ai vostri sponsor? Ringraziamenti un po' a tutti, in particolare al Conad Ravaldino che ci dà una mano da diversi anni. You can stay for years, crying all your tears. Move you freaking eyes, forget about the past. You're not out of mind, down this road you'll find answers to your pain. You walk and make it end. You tasted the pain of losing someone who can change. Don't even look back at this wasted moment's time. You're to anybody used to be, she's not to blame, you should retreat. You watch it fall as you could see, stop the game. Un allenamento per tornare per cercare un po' di trovare i ritmi, visto che è da tanto che non corro in gara, quindi è stata una buona prova, una bella gara, pianeggiante, quindi mi si addice molto. Eri già venuto qua alla Cava? Molti anni fa. Allora, Anna Spagnoli, una campionessa di sempre, mi parlava molto bene di questo giovane ragazzo che si chiama? Matteo. Matteo, ma ti sei fatto una 10 km con Anna Spagnoli, tu sai di chi stiamo parlando, una grande campionessa. Non la conosco. Lei ha detto che ha avuto il piacere di affrontare questa gara con te, che l'hai fatta tutta, complimenti, ma tu cosa vuoi fare da grande, Matteo? Adesso gioco a calcio, però poi vediamo, se andrò a podistica. Quanti anni hai, Matteo? 12. Devo ritornare un po' in forma perché sono stata ferma e gli italiani insomma, di maratona quest'anno ci riprovo e vediamo
quello che viene, insomma. Speriamo di star bene, dai. Al presidente della Cava il grande onore di presentare questi due atleti, Eugenio, qua ce ne sono due di atleti, spiegamelo tu perché dico così. È un atleta storico, uno dei più grandi atleti non solo del podismo Cava della storia ma anche della Romagna, che adesso oggi invece collabora attivamente all'organizzazione, Giorgio Ceccarelli. E infatti è in corso già il memorial Ceccarelli per la carriera, chiaramente. L'altro è addirittura ha l'onore di essere mio cugino, o meglio io ho l'onore di essere suo cugino, Mattia Armuzzi. Non si scelgono comunque, si sa. Avete segnato i chilometri come se fosse una gara competitiva normale, perché è anche utilizzata molto bene come allenamento, è vero Eugenio? Esatto, avere i chilometri segnati dà la possibilità a chi ha preso la gara come un allenamento importante per vedere se era in forma o meno, di misurarsi con i tempi. Siamo riusciti ad arrivare a 1400 quasi iscritti, considerando che gli altri anni con i competitivi eravamo un poco di più, quindi siamo soddisfatti di questo risultato. C'era tanta gente, sin da stamattina presto hanno cominciato a iscriversi, una bella giornata, molti podisti forti che hanno fatto dei bei tempi a questa gara, molti hanno fatto la camminata, molti hanno fatto la corsetta, insomma eravamo tanti e noi abbiamo avuto piacere e speriamo di continuare così anche i prossimi anni con questa corsa. È un peccato che non sia competitiva, ovviamente non è una critica, ma sai come la penso io, il mondo podistico ha bisogno delle non competitive, delle camminate, della gente, tutta gente che siamo amici, ma ha bisogno anche di competitive. Qui il solito discorso, un po' più di programmazione, fare delle gare concomitanti è sempre una cosa, ti dico, anche io ero a WISP a Bologna a livello regionale, ci si lamenta però ci facciamo le gare addosso e questa non è lungimiranza secondo me, perché un mondo come il nostro dove sai 150.000 persone che tutti l'anno corrono è un mondo fantastico, un potere incredibile di persone come Eugenio, scusami, che organizzatori che ci mettono della propria volontà, degli impegni eccetera, è giusto che siano premiati. Le 1400 persone penso che sia già una risposta, ecco. Mi auguro che un domani si possa ritornare a fare la gara competitiva anche qui, perché hanno un percorso che è bellissimo. È credo è stata una delle gare più belle qui, ecco, e quindi ecco, l'augurio è appunto che si possa ritornare indietro di qualche anno. Poi la collaborazione che ci può essere da parte nostra del comitato ma anche di qualche singola società si trova sempre. Sono orgoglioso ovviamente di tutta questa attività appunto che poi ci ha permesso, è stata tutta questa attività capillare ad avere poi permesso alla città di Forlì di poter ottenere il titolo di città europea dello sport 2018, infatti li ho ringraziati perché al di là degli eventi, al di là dei progetti che pure sono tanti, al di là dell'impiantistica, lo spirito dello sport è appunto quello di fare iniziative che siano costanti nel tempo, che coinvolgono le persone e devo dire che quest'anno abbiamo avuto un record di partecipazione perché 1400 partecipanti, quindi come dire e tra l'altro i premi stessi vengono dati a ciascun partecipante proprio per premiare appunto il coinvolgimento delle persone e l'invito a fare sport, quindi io sono orgogliosissima e ringrazio veramente la Polisportiva Cava che ogni anno permette di fare questo e quindi dà lustro alla città di Forlì e al suo mondo sportivo. Grazie a lei di aver premiato tutti, grazie a tutti i partecipanti che sono venuti e visto che il 2018 appunto saremo città dello sport, noi ovviamente ripeteremo questa corsa l'ultima domenica di febbraio, quindi potete già tenervi la data segnata in calendario. Data già segnata, annotata anche da parte nostra, però Assessore, a brevissimo ci sarà nel movimento sul Museo dello Sport futuro? Assolutamente sì, ci sono tanti progetti in cantiere, quindi diciamo che il 2018 sarà un pochino il culmine di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni e quindi anche e soprattutto della presentazione del progetto del Museo Nazionale della Ginnastica che vogliamo mettere sicuramente la prima pietra su questa iniziativa, su questo grande progetto e credo che l'anno di grazia del 2018 sia l'anno giusto per iniziare anche questo progetto. Nel frattempo non vogliamo mischiare troppo, però invitiamo già a venire al Carnevale Forlì, che sarà il 5 di marzo, anche questa è una bella attività organizzata dal suo assessorato.
Assolutamente, ci sono sì l'assessorato ai quartieri e la partecipazione, hanno già iniziato i quartieri a, come dire, gestirsi in maniera autonoma, come abbiamo cercato appunto di fare con il progetto del regolamento e della nuova costituzione dei quartieri, quindi ci sono anche oggi, ci saranno altri carnevali a Bussecchio, a Bagnolo, sono stati fatti anche a Romiti, quindi diciamo tutta una serie di iniziative, il quartiere diciamo, i quartieri della zona ovest l'hanno fatto la scorsa settimana e tutto, come dire, culminerà appunto il 5 marzo in piazza con il grande carnevale, quindi in cui invito tutti a partecipare perché lì ci saranno veramente una grande presenza dei quartieri e della popolazione. L'appuntamento invece ritorna per gli agonisti e l'agonismo il 12 di marzo alla Maratonina della Valle Pinete, ringraziando di nuovo la Polisportiva Podistica Cava per questa loro grande ospitalità nei nostri confronti, l'amico Enzo Turci come speaker ufficiale di questa manifestazione, l'assessore Samori in nostra compagnia. Alla prossima e come dice Danny Frisoni, allenatevi.